Due macchine importanti. Sì, beh, in effetti abbiamo fatto un grande passo avanti, sia con l'attacco che con la risonanza, in particolare con la risonanza, che è l'apparecchiatura proprio qua dietro di me. Abbiamo migliorato tantissimo anche la qualità delle immagini, grazie all'intervento dell'intelligenza artificiale, che voglio ribadire non è un suggeritore di diagnosi, quella che utilizziamo noi, è un sistema chiuso come applicativo, per cui non ci sono dati di pazienti che vanno in giro per cloud e server al di fuori dell'ospedale. 3 nuovi macchinari per l'ospedale di Campo San Piero. Si tratta di una risonanza magnetica 1,5 Tesla, una TAC 128 strati e un'apparecchiatura RX digitale diretto. Migliori per i medici, migliori anche però per i pazienti, che potranno usufruire nel caso della TAC di un'apertura maggiore, utile se si soffre di claustrofobia, ma non solo questo. I tempi di preparazione si abbreviano naturalmente con l'intelligenza artificiale, perché la macchina capisce, se noi impostiamo che per esempio deve fare uno studio del fegato, addome superiore per esempio, basta far capire all'apparecchiatura che deve fare l'addome superiore e il paziente si posiziona automaticamente, il lettino lo posiziona automaticamente nella posizione di studio, pronto per fare l'esame. Più di 2,5 milioni di euro l'investimento complessivo, coperto in parte anche con i fondi del PNRR. Il PNRR rappresenta circa il 70%, il 5% l'abbiamo messo noi come azienda, il 25% poi l'ha messo la Regione, perché ricordiamoci che una macchina comunque richiede anche un'installazione, quindi un adattamento comunque anche della stanza, in maniera tale da poterla accogliere e quindi renderla operativa. Presente al taglio del nastro il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha ricordato come a guidare i macchinari con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ci siano sempre i 64.000 operatori della sanità veneta. Questo è un percorso che verrà fatto assieme, ma ricordo sempre che l'intelligenza artificiale viene alimentata dall'uomo. Non esiste un'intelligenza artificiale che si autoalimenta e che vive senza l'uomo.